Questo passaggio importante che abbiamo fatto nel Veneto lo abbiamo fatto in tutta Italia in queste settimane, cioè di iniziare a darci una struttura organizzativa un po' più solida dopo tanto lavoro fatto in questo anno. Dall'altra parte del telefono c'è Stefano Parisi, ex candidato sindaco di Milano per il centrodestra, ora fondatore di un movimento politico Energie per l'Italia che vuol mettere radici in tutta Italia e che in Veneto verrà coordinato dal senatore Domenico Menorello. Con le elezioni alle porte il movimento si candida ad essere contenitore di tante anime che non trovano più riferimento non solo nel centrodestra. C'è una piattaforma fatta di comunità, di liste civiche e che lavorerà soltanto e soprattutto sui contenuti, per mettere a fuoco come possiamo ridare priorità alla famiglia, all'impresa e alla persona. In programma già 3 convegni da settembre: banche venete, referendum per l'autonomia del Veneto e crisi demografica italiana sono i temi su cui si concentrerà l'azione del movimento per intercettare il milione di elettori che solo in Veneto si è allontanato dalle urne per disaffezione alla politica. Noi offriamo questa struttura aperta, appunto, che si concepisce come un arcipelago, una comunità di comunità, per lavorare sui contenuti della sussidiarietà e sperare così di aiutare a recuperare un impegno di tanti, così come sta avvenendo, soprattutto civici, amministratori civici, con una selezione della classe dirigente che non sia di cooptazione ma di merito sulla base del lavoro territoriale, e partecipare alla rifondazione di un'area che non essendoci sta generando questo non voto molto grave per il Paese. Un destino proporzionale per le prossime elezioni intravedete? Noi speriamo molto in un proporzionale, perché il proporzionale ridà a tutti noi la possibilità di scegliere con chi sentiamo più vicino. Ecco, a livello regionale avete disegnato una realtà piuttosto decadente, un bilancio non positivo. Ci sono dei fatti di cui dobbiamo prendere atto. Dal punto di vista del sistema finanziario siamo azzerati. Dal punto di vista dei servizi pubblici anche qui abbiamo perduto la centralità a vantaggio di altre realtà a noi vicine. Dal punto di vista dei porti la stessa questione. Abbiamo poi delle infrastrutture che sono paralizzate. Cito la Pedemontana Veneta, che è lì che ogni giorno non si sa se parte, se riparte, di fatto è in una situazione di grave stallo. Cito la metropolitana regionale, di cui nessuno sa più nulla, e dopo 20 anni o giù di lì siamo ancora, magari fossimo ai nastri di partenza. Siamo l'unica grande regione del nord a non avere un collegamento di alta velocità sulla direttrice est-ovest o nord-sud. Vedete un po' se andiamo bene. Movimento orientato per il sì al referendum di ottobre, ma con dei distinguo. Diciamo sì perché è un modo con cui i veneti potranno dire allo Stato la loro voglia e la loro capacità di autonomia. Ma dobbiamo andare a mete più coraggiose. Noi riproporremo in questa campagna referendaria la prospettiva di un'unica, grande, vera, seria, importante regione del nord-est.